quanti sei sta dentro? Dipende da quanti che siamo. Però Gairode sì, perché dai a macchina facevamo i puff. Era quella roba. E perché? Perché si chiamava puff? Ti ricordi, Franco? Si chiamava puff dal suono onomatopeico che faceva uno quando che si sentava puff. E stava là fermo, bloccato tutta la sera, non si muoveva più. Non ti baiavi più, zero assoluto, niente, fermi, come voi che avessimo rapporti, no? Che ieri ti ricordi, dico. No, se. Ti ricordi, poi a fine, dico. Cioè, a fine. Invece adesso i tosi va in discoteca, i corre, va su e giù. I trovano, perché i tosi qua, sai, ti vedi persi, ha un abbigliamento, un look particolare. È il mamma look praticamente. Ti vedi, un recin. Meglio recin che reccion. Cioè, può andare. Dopo i passa dai figli di fiore, dai figli di fiori ai figli di fiorello. Dopo si mette un sercion, o come che dice in inglese il sercion, o il fazzoletto tipo pirata, la bandana. E Lillo Corsaro. Capitan Lillus. E dopo dove chi va? Si trova davanti al bar centrale della piazza, no? E anche noi altri si trovavano, vero? La situazione era un po' differente perché noi altri si trovavamo davanti al patronato e si mettevamo là a osservare il passaggio delle tose. E quando che passavano a Beatosa, un bel fiscio, facevamo dei commenti tipo guarda che bel tocco di tosa, perché una tosa non era mai. Ma un braccio, era peccato. Una gamba. E ora, oggigiorno è cambiato da quanto? Ti vedi che pare tanti cacciatori con queste cartucciere che al posto dei cartucci ha le lattine. E questa è la bibita preferita? A birra. Qua a birra. A cere. E gana botta dei lili in casa. La Ceres doppio smalto. E ora ti vedi che inciampano. E B, Coca-Cola, e B, Ceres, e B, Schweppes, e B, e passano a Beatosa. Rutasso. Sì. E più bese a tosa più grande del ruto. Qualcuno ne ha confusione e anche qualche scoresetta. Sì. Perché è tosi che piace l'uomo maschio, che piace l'uomo unto. Ma non sei mica tutta quanta colpi dei tosi qua? Guarda qua. Come vedi che diciamo? Aspetta un attimo, cava via la borsa, ha messo la borsa davanti, ma le 3 ore che mi provoca! Ma sa così in piedi? Noi ga più cotto, pare dei coriandoli, chilometri di gambe nude, gambe lunghe, diritte, parallele, che viaggiano parallele con i binari di una ferrovia, tu sai, e sali, e in mezzo trovi un binario morto, è un uomo! Guardiamo da qualche altra parte, nell'economia. Fortunatamente, se finì la moda del cotto e corto, si torna la moda delle... Cotto e lunghe. Ma non lunghe e basta. Lunghe. Rimborsare. Bottoni. 45 bottoni davanti, 45 bottoni. E tutti quanti sbottonai fin qua. Che dopo i tusi che corre driù, perché? Perché va a attaccare bottone. Fare il fio. Ma te ricordi? È musica nostra. E la musica nostra era diversa, era più... Adesso te vai nelle discoteche, te immattonissi, tu non ti capisci niente. Mi ricordo che avevamo dei complessi che... I complessi che abbiamo sempre avuto, però... Avevamo dei gruppi che quando che suonavano ne faceva venire i brividi, pennotti con 2N2T, pennotti. Cioè, una roba proprio... Le famose good vibration, ti ricordi? Oh yeah. Ok. Quando che... Adesso pare un ragioniere, però quando che avevi i capelli lunghi, a boccoi, consumava bidoni di shampoo, sì, adesso ormai a mattina si alza tardi per ritardare la caduta dei capelli, però non funziona neanche così. Mi ricordo, è la musica nostra. La nostra musica, come c'era? È la nostra musica, mi ricordo che era più che altro, era hard, era proprio che ti sentivi, che ti penetrava. Che era la roba più importante cosa era? Il tempo. Il tempo, sì. E un tempo che era così. Ecco, così. Dopo, e noi altri davamo in drio al tempo, no? Ti ricordi? Quei man, vai quei man. Dai. E dopo, quella era la formazione tipo dei gruppi, che era batteria, che era chitarra, e che bella chitarra con il distorsore. Come sì.
fracca, tutti davanti e mi so sciopà, a muso duro e baretta fracca, va avanti, ridi di me. Tornemmo in piazza, facemmo un casino, pruvemmo a scuola, saltemmo lati, i libri cresce, aumenta le tasse, ripete sempre la stessa classe. Riforma, oh, riforma, do, 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 do. Anche a me nono si sveglia, 3-4 porchi e gatira, prima i boini di sanità, adesso pensione, i gattaia, e resta becco e bastona, a muso duro e baretta fracca. Tutti davanti e mi resto qua, a muso duro e baretta fracca, tutti davanti e mi so sciopà, a muso duro e baretta fracca, va avanti, ridi di me. Ecco il miracolo, ecco il prodigio, de sto governo, detto prodigio, magna formaio e filigrana, con quel che costa e tocca e accrosta, mi resto becco e bastona, a muso duro e baretta fracca. Milioni di posti a tutti quanti, contratti nuovi, paghiamo in contanti, tante promesse, ma niente fatti, i pensa e poltrone, noi semigamati, mi resto becco e bastona, a muso duro e baretta fracca. E poi? Scusa un attimo, mi accordito perché mi si è rotto un piede, ci dobbiamo suonare. Franco? Cosa suoni tu? Pianoforte e lui la tromba? Sono no? i campanelli delle porte. Allora. Poi a un certo punto però, anche noi altri seguiamo fermai. Seguiamo fermai un attimo. Abbiamo cominciato a farci delle domande. Che domande siamo cominciati a fare? Che domande, cominci di nuovo queste domande? Ma chi sei che siamo? Ma cosa siamo? Un momento... Ma dove siamo? Ma sì, tu siamo. Cosa hai avuto? In realtà è che non abbiamo più
Non avevamo più niente, avevamo soltanto, siamo legati a cose materiali, a cose che si tocca, a cose che si vede, a cose che si parla, a cose che si lecca, a cose che si... Ma scusami un attimo, che si sbaragaglia. alto e spettacolo, fin adesso Siamo legati a cose materiali, anche a te, come tutti, come me, come tutti. No, mi un po' manco. Mi sono una scelta ancora, sono forse l'unico. Non abbiamo più sogni, questa è la verità, non siamo più buoni di sognare, non avevamo più neanche desideri. Va un attimo a sognare per Dea perché... Un sogno cavaria, un sogno fin da piccolo mi mettevo via, mi rancuravo, mi facevo diventare sempre più grande. Sogno è anche un desiderio. E via via, mentre scrivevo, diventava sempre più grande. Un grande sogno. Mi vorrei... Mi vorrei che il mondo... Ho capito che il tuo sogno non funziona bene. Mi vorrei che il provare col mio sogno? Mi vorrei che il mondo se lo versasse. Parlami qua, dai. Vorrei eliminare le tasse e sostituirle con tosse. E 2 volte all'anno tutti in banca a tossire. Vorrei eliminare i skei, chi sia a causa delle guerre, e al posto dei skei caramelle e cioccolatini. Così se uno che le mangia massa, e fa indigestione e scioppa. E poi vorrei poter viaggiare col pensiero. Così eliminiamo le macchine, i camion, le autostrade, i casei, i semafori, i vigili. E se uno pensa, adesso vago là, dopo 3 secondi è là, dove che ga pensare. Vorrei che Berlusconi, Sama, Agnei e Benetton andasse tutti sotto parole. E che un mese sì e uno anca, e che un mese sì e uno anca, e siete smentegasse di pagare che stipendio. E che quando chi muore, invece di una casa di legno, li metta su una casa integrazione. E vorrei che Poggiolini e sua moglie e De Lorenzo non invecchia mai. E staga sempre bene, ma proprio bene, ma così bene che scioppa di salute. E poi vorrei fare che un monumento equestre, per Sgarbi, Pippo Baudo e Costanzo. Un monumento enorme, lo metteria in mezzo a Piazza San Marco, così come va a schitarche da sola. Ecco, questo mi vorrei. È un piccolo sogno in fondo, non c'è niente, un piccolo sogno. Sarà che go a luna, Una luna in do. sarà che so smonava. ma certi giorni non go voglia de niente. Non ho voglia di niente, no. Me sento so in poltrona, Sì. ma era meno sul letto. Ronchiso un pochetto. Se fosse pien de sky, Vergine. con dei vestiti bei, una donna senza pei con 3 potei. Assai pei qua. Sarà che con la luna, Una luna va. sarà che so smona, ma certi giorni non ho voglia di niente. Non ho voglia di niente, non ho voglia di niente. Me sdraio sul divano, impisso a televisione. Scoreso un pochetto. Una mosca fastidiosa e svoia sua gassosa. Mi cerco di ciapparla
e non so buon. Sai che inventai mosche? Vai monaca qui, va. Vai mona. Grazie a roba. Non voglio proprio di niente. Sono stufo. Se vuoi da fare, mi farà una cura, che ne so. Sarà che go a luna, Una luna, guarda. sarà che su smona. Ma certi giorni non go voglia de niente. Non vuoi niente. Go a barba da tagliare, Questa è barba, già. i piatti da lavare. Guarda, piatti. La moglie sei al mare, su qua. Tocca fare il tuo, mi tocca fare. Telefono a Maria, Via. chissà che non sia via. Nessuno che mi possa aiutare. Non so cosa fare. Non so cosa fare. Sono triste. E a casa tutta mia, sia giorni de follia. E invece mi ritrovo a triboare. Ah, che roba. Bagno il mare anche a me. Ma sì, va. Vai al mare anche a me? Andiamo al mare, va. Ascoltami, mi porto le bocce. Di cosa porti tu? Se ti fermo la macchina sosi. Se sparagniamo benzina e... Siamo qua tua. E comò? E a carne. canna da pesca? A radio. I vermi? Portati i vermi, va. No, i vermi è meglio che ti porti tutti che sempre pronti. Andiamo, va. Dove che andiamo? A Ovaie? Che Ovaie? Andiamo a Stomarina. A Gran Sostanco? Al Gran Sostanco. Si dice che il Gran Sostanco tira. Ma che tira? Fammela Dai, va. Cioè, a parole siamo tutti quanti dei gaetti, faccio qua, vado là, faccio su, faccio sopra. No. Dopo alla fine se A ritroviamo me mi piacerebbe, vede, cioè, sta situazione che effettivamente è una le solite situazione abitudini, che solite robe. molto, diciamo, vero, te si medesima a Franco, no? Franco, A ti ricordi invece quando... a Daniela gira un attimo là. Sardoni, butta. Effettivamente, noi Quando che ieri Quando che ieri diverso, cioè, no, non mieti, morosi, ognuno fa qua sua. parte. Mi ricordo effettivamente adesso È tutto sta diverso, è un'altra atmosfera roba. mega mosso certi Ti ricordi, ha mosso perché in un pochettino, qualsiasi infatti. No, dai. Scusa un attimo, sodrio sforzarmi. Infatti, No, sodrio sforzarmi di ricordare. Ah, ricordi, ecco, sì, no, è una roba E seria. effettivamente una cosa, un avvenimento, una persona, un fatto, ma una persona che in qualsiasi momento della propria vita uno e dice, aspetta un attimo, che mi ricordo di quando che io ero giovane, cosa è che uno si ricorda? Che è persona che ti fa andare via i brufoli, ti fa battere, palpitare il cuore. mamma! Ma che mamma? A nonna, Ma nonno, che- papà. Il figlio, il fratello piccolo. Ma- Zia. L'amo? Suocera. L'amo? Amorosa. Aspetta che non voglio insieme a fare altri Amorosa. consulti. L'amore. L'amo... Amorosa. Ma non un'amorosa normale. Così, a caso. La prima amorosa. Mi ricordo come se fosse adesso mia prima amorosa. Un lu amaro, va. No, ascoltami, Per non ti carità. permetto di parlare così de me morosa. Scusa, solo il pensiero. Cognati. Mi sei No, venuto i ascolta. cognati. Non ti permetto. Mi ricordo a me prima amorosa era una cosa bellissima. Era una cosa fantastica, che aveva doci che gli era... Così, No, così. Doci dal colore indefinito. Uno la guardava nel profondo degli occhi e si perdeva. Cosa sei? Ha messo perso. Sì. Ma dove sei? Ma dove sei? Mi sono perso. Una volta sono stato via 8 giorni e mi trovava più. Mica mandai i cani per cercarmi. Scusa. Io ero là dentro gli occhi. No. Ora che vedendo, non accetto
battute, risate e applausi su queste qua infamazioni. Oh, dico, Memorosa ieri era una cosa bellissima, aveva degli occhi, andava un colore che andava dal turchese al vermiglio. Uno vermiglio e uno turchese. Sì. Te parli così perché te sei un materialista. Te sei materialista. Te guardi sì, soltanto il lato esteriore delle persone. Lei era una persona bella soprattutto di dentro. Te potevi ravoltarla. Te la voltavi che era a posto. Per cosa non ho detto ravoltare? Una cosa bella. Scusa, come dicevi? Alessandra. Sondro. No, scusa un attimo, devo parlare, amico Alessandra. Alessandra? E adesso, quanti anni hai Alessandra? 30. Come mi praticamente? Adesso vedendo l'Alessandra mi viene in mente De Memorosa, che aveva un fisico... tutto diverso. No! Scusa, cava via l'impermeabile? No, per carità. No, scusa. A gal leopardo, a gal boa! A gai gambe braghe de boa! Anche adesso è una bissata. Infatti Somoroso sei anche strusa. E mi ricordo che effettivamente, come l'Alessandra, attenta soprattutto alla dieta, non mangiare queste robe ipercaloriche che ti fa venire fuori, tipo ragazza tipo Volvo, col doppio airbag davanti, da Drio in fianco, da parte tutti i cantoni. Allora lei, attenta alle diete, non mangiava niente. Un nosetto. Una bricioletta. A mangiare solo cioccolata e noce di cocco. Noce di cocco e cioccolata. Cioccolata e noce di cocco. E dopo cagava Bounty. Scusa, cosa hai detto prima? Cosa hai detto? Franco, sta attento che dopo venga anche il turno tuo. Oh, sta cosa qua. Mi ricordo che il primo appuntamento è importante. È importante perché è quello che ti permette di entrare. E ieri eravamo talmente convinti noi di essere una coppia perfetta, stupenda, quando che camminavamo tutti quanti si voltava. Da st'altra parte? No, da st'altra. Che ieri come si dice, vogliamo sapere quello che era, curiosi di sapere quello che sarebbe stato il nostro futuro. E siamo andati come si chiama? Dal mago. Solo dal mago te potevi andare di. Siamo andati dal mago perché vogliamo sapere come sarebbe stato il nostro futuro. E allora siamo andati da quello che lei si snarocchi. Tarocchi! Da quello che lei sei tarocchi. No, scusa un attimo. Ognuno lese quello che vuoi, che se quello che lese i fondi di carciofi, i fondi di bottiglia, i fondi di caffè, che se quello che lese snarocchi. Tarocchi. Gavi presente una stanza del mago? Avevi presente la stanza del mago? Tutti i giorni va dal mago, ma qui Pulma i porta. Scusa, chi sei a Iena? Dove sei a Iena? Che ride là? E ora, vi creo un attimo l'atmosfera. Allora, siamo entrati in questa stanza, una stanza molto soft per creare una certa atmosfera, un certo pathos. Pathos. Pathos! No, era una spuzza tremenda, era un pathos. E ora no. Una stanza particolare, stanze dei maghi di stanze particolari. Tanto che era cotto per terra, crudo sui pareti. Crudo sui pareti, sì, crudo sui pareti. Spec. E uno si specchiava su spec. E ora no, che era questa situazione, dopo, al centro delle stanze del mago, cosa c'è che così? Ogni stanza del mago che si rispetta, al centro ha un bel tavolino. Vedo che si dai ora. Prima hai detto no, dopo tu... Sì, dopo tavolino. E come si chiama il tavolo? Lino. Sì? Rotondo, ovale. E sopra è il tavolino rotondo che è la famosa... baia del mago. Baia grossa, una sola. Scusa un attimo. Ma grossa però. E se è così, no, te ha poco da dire. Ora che i maghi incontra, tira, e ora no. Che era, noi altri timidi, parevano due scolaretti mano nella mano. Sì, due seghette, sì. Siamo entrati da sto mago, siamo sentati, e ora io il tacca furbire a baia. E furbi. Tu! Se dite così. Sì. E furbi sta baia, scrutava nel futuro. E vedeva, e ha detto, ragazzi, perché... Aspetta che mi guardo a serpente, guarda. Come che chiami ti? Sondro! Scusami, Goga Pio è l'ammaestratore dei serpenti, come si chiama?
Roberto, sito somoroso? No? Mai visti? Beh, ora ti si libera. Perfetto, che mo combina anche stasera, no? Mi ricordo, in una coppia perfetta, se sentivamo timidi, e fa, ragazzi, giovani, anche io vedo un futuro roseo, anche i segni zodiacali sono dalla vostra parte. Lei un segno di terra e lui un segno d'acqua. Insieme facevi fango! Godito che ti te da finirla di trattarmi così memorosa. Oh! E il primo appuntamento, guarda, se è una roba importantissima, sì, perché mette in movimento tutti che si muovono, tutti che si danno una mano, che vuoi famiglia. aiutare, che vuoi fare, papà, mamma, fratelli, zie. E mi ricordo che ai tempi nostri chiaramente non era mia tutta quanta sta bubana come oggigiorno, no. e che bisognava fare molta Mia, vedo chissà. E un bene prezioso che non bisognava assolutamente sperperare era l'acqua. Vedo che io sa, l'acqua. E infatti noi altri che avevamo qualche problema dal punto di vista dell'igiene personale, però Se lavavamo a tocchi praticamente. Un giorno Però una mano, è un giorno un braccio. è il giorno che ieri andare da Amorosa, a lei, 2-3 litri di acqua, vai. spendi e spandi. E se lavavamo rigorosamente nell'ordine dalla testa ai piedi, perché il commissario da sotto Niente. a metà infatti si inturbidiva e acqua era una schifezza. E dopo essere bei lavai, imborotalcai, improfumai, se mettevamo noi magliette, come che si chiama i magliette? Cotone dentro, lana fuori. Come si chiama? Come? Guai, Noi altri che avevamo che bei magliette di lana piccante. Tiè! Che una volta che te cavavi, te avevi come una carta geografica. E te che dicevi amoroso, vai in cerca del Borneo. E dopo che avevimo, come si dice, le camisie. Le camisie. Beh, Le bianche. camisie era linde. Ti ricordi? Come era le camisie? La peculiarità. Bianche, ti faceva magliotti. Tu che camisa? Le camisie, la peculiarità delle camisie era i coetti che era lunghi fin qua. E queste chette dentro che non era una camicia bensì un'arma impropria, perché quando uno si sentava faceva l'agopuntura e dopo niente cravatta. No, Verti, Verti, che si vede sto bel petto villoso, il peo. Mica non avevo peo, mi sono comprato un tocco di moquette nera. Perché tu sai che piace l'uomo maschio, che piace l'uomo unto. E dopo che faceva panda. Sì, l'orso. Panda. Panda. Con quella camicia che era le braghe. Come erano le braghe nostre? Ah, bene, ciò. Asata di elefante. Scampa nante. Ma non era una questione di moda? Assolutamente no. Era un servizio, un'utilità, perché finché uno andava avanti tirava spolverava anche per terra. Sua polvere. E dopodiché vestii bene, andavamo in camera. E che armadi? Noi altri non avevamo gli armadi a 4 stagioni. Uno solo e capriccioso anche. Che avevamo un scatolone di cartone dove dentro che era tutto quanto il vestiario della famiglia, e se tu avevi il meglio vestito del lino che era in casa. Beh, scelta il lino. Pratico, fresco, e lino dico, pratico. No, lino mi pare lino. A te che armare il vestito l'unico vestito che è. E andavamo da Amorosa. E finché andavamo da Amorosa che avevamo tutti quanti questi pensieri, queste idee. Ma cosa dirai? E cosa che dirai? Cosa farai? E cosa farai? Andrai, vegnerai e mi, e ti, e io, e ciao so amoretto, ora che Amorosa sei mia, e i pensieri era mio. Come un giramento. Sì. Scusa, Daniela, doveva ad essere? Quando Franco veniva a trovarti da Amorosi, veniva là man sgorlando? Ti portava niente? Cosa sai che ti portava? Una scatola di caramelle! Le caramelle era un chiaro messaggio erotico. Diceva intanto ciuccia questo che dopo vedevo. Ma scherzi tu? E dopo? Oppure una scatola di cioccolatini. Che cioccolatini? I baci perugini per noi altri era il petting, gli era i preliminari. Si cominciava scartando i baci perugini e si finiva lesendo i bigliettini. Sì. Finiva là, chiuso. E per non far brutta figura facevamo una cosa importantissima, che era la prova del alito. Ti ricordi come si fa la prova dell'alito? Come? Maria Verde, ti tieni un cimitero e poi Astrid, girati dall'altra parte e fammi la carità. Prova dell'alito. Come vedi che si fa la prova dell'alito? Se trovo un amico compiacente e ti fai morire.
Allora, la prova dell'alito si fa così, se prende la mano, Franco, fermo un ripasso, dai. La mano a forma di cookie. Aglio. No, aglio, l'aglio spussa. Sì. Cucchiaio, tutta una parola, tutto rente. Tutto rente. Cucchiaio, Concava. forma Concava o convessa, a seconda di che parte che ti giri. Sì, tu Franco ti? Sì, sono Franco. No, sei io Franco. Sì, io Franco. Ti si Remigio. E ora, fatta questa operazione, si avvicinava e si cominciava un'operazione tipo